Foxy? Ma che cavolo stai facendo? Stai mangiando la carta! Ma vedi che sto mangiando, Ma non mi cosa dici? dice? Carta, che schifo! Signora poliziotta! Via libera! Bene, Foxy, adesso ti dirò delle domande da fare a Crazy. Non lo so se sono in grado! Ti ho detto di fare delle domande a Crazy! Va bene, lo faccio! Crazy, devo chiederti una cosa! Foxy, non mi sembra il momento in questo momento. Sì, sì, ti devo chiedere una cosa! Dimmi pure. Chiedi a Crazy, Foxy? ma ti piace ancora la polizia? Che dici? Crazy, ma ti piace ancora la ricotta? La ricotta? Ma che stai dicendo? Foxy, chiedigli, ma ti piace ancora quella ragazza? Foxy? Crazy, ma ti piace ancora quella pasta? La pazza? Ma che cosa? Ma dico io, sei completamente rimbambito, Foxy! Chiedigli, ma sei ancora innamorato? Crazy, ma sei ancora affamato? Affamato? Ma Foxy, ma che stai dicendo? Ma siccome non ti sei rimbecillito? Oppure non ci sei proprio con la testa? Sei un rimbambito! Foxy, ma sei un rimbambito! Ma che stai dicendo? Ma che cavolo? Ma che cosa dici? Ups. Libero! Liberissimo! Qui non c'è nessuno! Ok, ci siamo. Bene, prendilo. Bro, mancano 3 nemici. Ok, dai che facciamo Victory Royale. Deve essere tutto perfetto. Le voi ho pensato molto e mi sa che mi sono innamorata. Ho preparato un po' di tè per noi due, speriamo lo gradirà. Oh, Speriamo non mi veda. Foxy, sei qui. Allora? Non c'è mai, Foxy, quando serve non c'è mai. Ma che cos'è questo? Oh cavolo! Ma questo è il cappello della poliziotta! Molto strano aver trovato questo cappello, Foxy! O questo è un regalo di Foxy, o questo è il cappello della poliziotta del quartiere. Ma la poliziotta del quartiere non era partita alle Hawaii. Foxy, dove mannaggia Foxy? Ma non c'è mai Foxy! Foxy! Crazy, mi hai chiamato? Crazy? Oh, Foxy, eccoti! Allora, ti dovevo chiedere 2 cosette. La prima è, per caso sai di chi è questo cappello? Questo cappello. Quale cappello? Ma come quel cappello? Foxy, il cappello che è dietro, dammi subito quel cappello! Quel cappello io lo so, è mio! Quel cappello è mio! E me lo riprenderò! Agente 007, mi ricevi? Ah sì, giusto, sono ogni volta io l'agente 007. Vabbè, comunque, ho il sospetto che la poliziotta del quartiere sia in casa. Sì, ragazzi, ho veramente il sospetto che la poliziotta del quartiere sia in casa. E se veramente fosse così. Vabbè, voi intanto iscrivetevi, ragazzi, mi raccomando. Cliccate qua sotto il like e l'iscrizione. È molto importante per me. Vabbè, tornando a noi, che devo fare se veramente è in casa la poliziotta? Cavoletti. Ok, fammi cercare, vediamo se ha pubblicato qualche storia. Ma che cavolo? Ma questo è Foxy! Che ci fa con la poliziotta del quartiere? Ma lei non era alle Hawaii? Oh cavolo, mi stanno scoprendo. Nascondiamoci. E infatti ha la maglietta delle Hawaii. Oh, cavoletti! Poliziotta, qui si sta un po' stretti. Sì, lo so. Se fosse tornata perché sa del jolly. Ma questi non erano i suoi fiori. Ma vabbè, mi sembra che sia tutto su oggi.
perché la poliziotta del quartiere dovrebbe essere tornata? Molto strano. O forse è in questa stanza. Potrebbe essere. Sarà meglio cercare. Cerchiamola per la casa, dai, dovrebbe essere da qualche parte pure. No, qui non può esserci la polizia del quartiere. Ogni tanto mi sento Foxy. Vabbè. Dove potrebbe essere, per esempio? Dentro qui potrebbe nascondersi. O qui. No. Qui mi sembra che non ci sia proprio nessuno, cavolo. Proviamo a controllare dietro l'armadio. Per esempio, qui. E voi due cosa ci fate qui, vicini? Ti possiamo spiegare. Scusate. In realtà sono tornata per dirti che io ti amo. Cosa? Che cosa? Sì, io ti amo. Anch'io ti amo tanto. L'ho capito solo andando alle Hawaii perché tu mi mancavi. Fozzi, mi dici un pizzicotto perché mi sa che sto sognando. Tina, no. Non ti ho detto così forte, mannaggia. Ok, non sto sognando. Ma allora è fatta, sigla la poliziotta. È fatta, sì. È fattissima, non si preoccupi. Allora possiamo darti il primo bacio, sì, perché io voglio dare il primo bacio. Non andiamo di fretta. Ma come di fretta? Ma che di fretta? Sigla la poliziotta, non si preoccupi. Sì, diamoci il primo bacio. Amici, ho paura del Jolly. Foxy, non c'è ora il Jolly. Di cosa hai paura, Foxy, se siamo io o lei la poliziotta? Sono solo, posso unirmi? Va bene, puoi unirti. Ok, possiamo proseguire. Non posso mettermi in mezzo? Ho che paura da qui. Da qui hai paura, vero? Va bene, allora mettiti in mezzo, Foxy, mettiti pure in mezzo perché non stai rovinando niente. Non ti preoccupare, caro amico mio. Va bene, fatemi andare in bagno perché mi sono stancata. Foxy, si può sapere cosa bene, Foxy, cosa fai? Cosa stai facendo? Io sto cercando di baciarla. Ma anch'io voglio baciarla. Ma come che vuoi baciarla? Ascolta. Al di là di quello che stai dicendo che è veramente assurdo, mi devi aiutare, amico mio. Oh, Crazy, dimmi tutto. Lo sai che oggi è Pasqua. Ho comprato un uovo di Pasqua che mi sarei promesso di dare alla poliziotta. Ma non so come darglielo, ho paura che mi lasci. Crazy, ci penso io, ma stai attento perché potrebbe esserci il Jolly. Ma che Jolly e Jolly? Che stai dicendo? Eccomi. Allora, com'è? È veramente, signora poliziotta, ho un regalo per lei. Oggi è Pasqua. Wow. Sì, signora poliziotta, l'ho regalato io solo per lei. Sì. Mi darebbe un bacetto in cambio di questo. Va bene. E questo è suo. Grazie. Prego. Finalmente ci siamo. Non c'è Foxy, non c'è nessuno. Ma che fai? Ma non c'era bisogno. Non te l'avevo detto di non baciarla. Mi detto dove è mio. Aia, la mandibola. Siamo qui per celebrare il fidanzamento tra un matto e la poliziotta. Il prete può baciare la sposa. Senti, bravo, non era così. Il matto può baciare la poliziotta. Ma che schifo! Censura!